Le Brutte Anatroccole è un'iniziativa teatrale che si svolgerà il giorno 8 marzo, giornata della donna, all'Istituto Penitenziario Petrusa, un'iniziativa che avete fortemente voluto, cui avete curato un po' tutto l'insieme. Sì, è un progetto a cui teniamo molto ed è il frutto di fortunate coincidenze, perché già all'inizio del mese di ottobre del 2017 la nostra Presidente nazionale, la professoressa Patrizia Salmo Iraghi, ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia e noi abbiamo potuto muoverci dentro questa progettualità. Subito dopo l'ingegnere Santino Lopresti, il dirigente scolastico del CPA di Agrigento, ha invitato il club di Agrigento a collaborare all'interno di un loro progetto finanziato dal Ministero e quindi diciamo che allora le volontà del Soroptimist, la volontà del CPA si sono incontrate e noi abbiamo potuto muoverci all'interno di un altro protocollo, quello siglato con il CPA, realizzando un percorso formativo di 40 ore che alla fine le possiamo quindi dare un attestato di partecipazione, un attestato della frequenza, un corso di formazione per animatrici ludico-teatrali che ha previsto dei laboratori di trucco, di sartoria, di coro, di recitazione, un po' tutti i mestieri, quello che ci sono dietro le quinte, quindi il backstage di uno spettacolo teatrale. Le Brutte Anatroccole cosa vuol dire e che esperienza è stata? Questo titolo è importante perché noi abbiamo preso spunto dalla favola di Andersen, Il brutto anatroccolo. Praticamente sono 5 protagoniste che nascono brutte, tra virgolette, e che non hanno una loro identità solo attraverso, non hanno nemmeno un nome e che in un percorso poi che è rappresentato proprio da questo momento teatrale acquisiscono questa consapevolezza di sé e quindi non diventano più brutte ma sono in grado di poter anche superare tutte quelle che sono le brutture invece del mondo che le circonda. Questa è stata un'esperienza formativa importantissima, innanzitutto perché c'è stato, come in campo teatrale, un rispetto delle regole che abbiamo dovuto seguire tutti. Poi anche perché c'è stato uno scambio di idee, il testo che abbiamo costruito noi, ma che abbiamo poi rivisitato insieme a tutte le altre amiche, c'è stata la messa in scena, tutte le cose di cui parlava prima Jana Simpanen, e dopodiché mi preme sottolineare una cosa: non ci sono attrici protagoniste, sono tutte dilettanti, però sono diventate poi interpreti nel momento in cui poi cominciavamo a provare e la storia cominciava, diciamo, a prendere forma. Per Anna Maria Tedesco invece? Per me è stata inimmaginabile, unica ed inimmaginabile perché per tanti motivi. Intanto la volontarietà e la libertà alla partecipazione, sia da parte delle detenute, sia da parte delle volontarie, ad esempio del Soroptimist, sia da parte nostra, la trasformazione che era continuamente in atto. La meraviglia di quello che si è verificato è che ci si è incontrati persone recluse, che la sofferenza e il dolore avevano separato da altre che mai e poi mai avrebbero immaginato di incontrarle. Non solo si sono incontrate in maniera effimera, ma hanno costruito qualcosa insieme e questo è stato veramente inimmaginabile, nonostante la fatica, gli intoppi continuamente, il mio incidente, intoppi di percorso. È una logica veramente lontana dalla quotidianità che viviamo tutti noi.